Buonasera, bentrovati con l'informazione di Prealpina.it. Per cominciare andiamo subito alla cronaca. Sarà dedicata ad Erika Mosca, la farmacista morta sabato sull'Alpe d'Evero con il compagno Lorenzo Landenna, la panchina verde nel parco di Villa Montevecchio a Samarate. L'inaugurazione avverrà durante la giornata degli alberi voluta proprio da Erika. In quell'occasione sarà anche lanciato verso il cielo un centinaio di palloncini verdi. Ma si muove anche la politica. Il consigliere di maggioranza Piera Primerano ha lanciato la doppia proposta di una borsa di studio nel nome di Erika e, in prospettiva, di intitolare una via di Samarate alla compianta farmacista. Infine, la Protezione Civile ha annunciato che il prossimo corso per l'uso del defibrillatore e la rianimazione cardiopolmonare sarà intitolato alla memoria di Erika per il suo forte impegno sociale. Andiamo ora a Busto Arsizio, dove gli agenti del commissariato cittadino hanno arrestato un 19enne accusato di essere di fatto il principale esponente del cartello dello spaccio nel quartiere Beata Giuliana. Il giovane, già arrestato a settembre, conservava oltre 1 chilo di marijuana in un box di proprietà dei genitori di un amico, utilizzato come magazzino e laboratorio. Nei giorni scorsi è scattata la trappola, gli agenti si sono presentati a casa del ragazzo, dove non c'era droga, ma la chiave del garage pieno zeppo di marijuana. Ora a Caronno Pertusella, dove chiude definitivamente il punto tamponi drive-thru. È rimasto aperto solo 2 mesi, 5 giorni in totale, dopodiché il servizio è stato fermato a causa delle scarse richieste. Lo conferma una nota del comune. Da oggi bisognerà quindi rivolgersi al proprio medico di base oppure ad un centro privato. Si tratta di una vera sorpresa, quella della poca adesione, alla luce dell'esigenza che si era manifestata a novembre, quando il Consiglio Comunale aveva approvato all'unanimità una mozione per attivare il servizio. Invece, in appena 5 giorni di attività, il laboratorio ha effettuato un totale di 78 test. Una buona notizia probabilmente, sperando che il trend di riduzione del contagio di questi giorni possa durare nel tempo. Proprio a proposito di Covid, altre buone notizie da Regione Lombardia hanno il consueto bollettino del contagio. Oggi i nuovi positivi sono appena 930 su oltre 24.000 tamponi processati, con un indice finalmente molto basso del 3,8%. Sostanzioso anche il calo dei ricoveri in terapia intensiva a livello regionale, meno 24, e nuova diminuzione degli attuali positivi, meno 103. Ancora 57 purtroppo i decessi. Per quanto riguarda le province, Milano registra 308 contagi ed è prima davanti a Brescia, mentre Varese, dopo il primato di ieri, è solamente sesta con 55 contagi, ma quasi 56.000 dall'inizio della pandemia. Per concludere andiamo a Turbigo a conoscere Oleg Ilika, origini ucraine, già sergente dell'Armata Rossa e campione di Kettlebell Giri Sport, una disciplina ancora poco nota ma che aspira addirittura alla ribalta olimpica. Oggi, 19 gennaio, giorno del battesimo dell'acqua per i cristiani ortodossi, Ilika, tra un allenamento e l'altro, si è concesso una nuotata nelle gelide acque del Ticino. Vediamo il servizio di Carlo Colombo con le immagini di Walter Todaro dell'agenzia Publifoto. Buongiorno, siamo a Turbigo nella palestra di una specialità che non è ancora olimpica, ma con l'impegno di Oleg Ilika un giorno forse potrà diventarlo. È il kettlebell che Oleg porta avanti con passione da tantissimi anni, ha maturato medaglie a non finire, campionati del mondo e oggi ha fatto un allenamento veramente particolare perché siamo andati a seguirlo sulle rive del Ticino dove hai fatto un bagno. Ci puoi raccontare questa giornata particolare che è sia allenamento ma anche spiritualità, perché tu vieni dall'Ucraina, da Leopoli, esattamente. Buongiorno a tutti. Per essere breve e veloci, oggi è giornata normale, semplice allenamento come sto facendo quasi tutti i giorni, poco a tanto, ovviamente programmato tutto. Oggi specialmente era anche registrazione del video Coppa Italia Online, che ho fatto 5 minuti snatch, esercizio e sprint. Poi allenamento proseguivo per preparazione diciamo graduale, quelle che ci sono prossimi obiettivi e dopo allenamento ovviamente mi sono andato a Ticino per fare un tuffo tradizionale. Tradizionale perché oggi 19 gennaio un specie di battesimo che fanno questi tufi in fiumi naturali, proprio vari pozzi, dipende sempre posti del mondo, ma soprattutto questo si fa Ucraina, Russia, Bielorussia, probabilmente anche varie parti del mondo, però tradizionalmente ortodossi 19 gennaio è un battesimo di acqua e gente si tuffa, si fa un crocifisso
3 volte si tuffa in acqua. Io invece qui abbiamo Ticino, dopo allenamento, perché bisogna essere ben scaldato, si fa questi 1 minuto di, non so, 30 bracciate in acqua fredda. Benissimo, non c'è il Don, non c'è il Volga, c'è il Ticino. Quali sono le sensazioni che ne derivi una volta uscito dall'acqua? Quando esci dall'acqua, sensazione eccezionale. Sei caldo, entri in acqua, acqua fredda, ti contrae tutti i muscoli, pelle diventa rossa e dura, fiatone ovviamente un po' si blocca, però quando esci fuori dall'acqua non senti più freddo. Con asciugamano bisogna fare, diciamo, stirare un po' di pelle per far circolare bene ancora sangue. Questo stress, adrenalina che esci, molto positiva. Tu esci dall'acqua felicissimo che almeno questo hai fatto, e soprattutto ti porta salute, ti protegge da raffreddore, il sistema immunitario migliora tutto. Grazie mille, Oleg. E con questo abbiamo finito, vi diamo appuntamento alle edizioni di domani del tgdpreppina.it e vi auguriamo una buona serata.